Scuole paritarie del Veneto già al lavoro insieme alla Regione per poter attivare i centri estivi, visto che al momento, secondo le disposizioni del governo, le scuole non verranno riaperte. Si sta sviluppando un protocollo per l'apertura dei centri estivi, nel caso nostro utilizzando le scuole, perché siamo convinti che 6 mesi di distanza dall'ambiente scolastico siano in particolare importanti per bambini che fanno della socializzazione uno degli aspetti fondamentali in questo momento della loro educazione. Già a giugno potrebbero essere pronti ad aprire. Noi siamo preoccupati però fortemente di un aspetto che è quello sanitario, quindi noi abbiamo 230 strutture fra asili nido e scuole dell'infanzia nella provincia e ci stiamo attrezzando per i centri estivi, addirittura noi saremo pronti anche per aprire a giugno, perché non dimentichiamoci che la fascia di età 3-6 è scuola dell'infanzia, quindi prepariamo i bambini al passaggio alla paritaria, alla primaria. C'è anche un aspetto lavorativo importante: gli educatori delle scuole paritarie al momento sono in cassa integrazione. Quando si rientrerà, per forza di cose, i numeri degli alunni saranno ridotti e quindi FISM chiede aiuti statali. Il protocollo non può che seguire le procedure che stiamo adottando tutti, quindi entrate separate, isolamento per quanto riguarda eventuali situazioni particolari, misurazione della febbre, controlli degli operatori quando entrano, distanziamento sociale dei genitori, evitare i capannelli dei genitori fuori dalla scuola, utilizzo il più possibile degli spazi esterni delle nostre scuole. Certo, bisognerà adottare particolare cura per quanto riguarda gli operatori, perché saranno quelli più soggetti a rischio, perché i bambini ci dicono che hanno meno problemi per questo. Quindi numeri limitati e soprattutto per questo aspetto, visto che siamo ancora in periodo di emergenza, chiediamo l'intervento degli enti, dallo Stato alla Regione agli enti locali, che ci aiutino in qualche modo